vivere per sempre, Io e Freddy, ovvero la nuova opera letteraria di Francesco Santocono. Ciao Francesco, ben trovato. Ciao Ettore, buonasera, grazie dell'invito. Intrigante, intelligente, ha una scrittura libera che piace tanto. Devo dire di sì, perché affronta alcuni temi che i genitori dovrebbero condividere con i figli, a partire dall'omofobia, dal bullismo, dalla violenza contro le donne, il cattivo uso dei social network, tutti i temi che io faccio ruotare attorno poi a quello che è il perno della storia. Temi che fanno parte un po' anche del momento giovanile vissuto a 360 gradi con tutte le sue caratteristiche negative e positive. Esatto, si tratta di un romanzo in cui il protagonista, anzi i protagonisti, un ragazzo e una ragazza, vivono due vite straordinariamente parallele ma quanto mai simili. E affrontano il loro problema principale, che poi è la positività all'HIV, in due modi assolutamente diversi, inoltrandosi in dei percorsi di resilienza che sono tortuoso per la ragazza e invece molto, molto bello per il giovane che è circondato dagli affetti familiari. Il problema HIV che qualcuno potrebbe dire è un po' passato e invece ancora attuale, presente e che va sempre comunque controllato. Diciamo che rispetto al passato oggi esistono dei farmaci che controllano la malattia, ma non è affatto passato, anzi l'HIV è in crescita, soprattutto tra i giovani che purtroppo fanno sesso senza prendere precauzioni e soprattutto molto spesso senza conoscere il proprio partner. Chi vuol vivere per sempre, Io e Freddy, non dico che è un continuo della precedente opera, però c'è un feeling che li lega, o sbaglio Francesco? C'è un filo conduttore, i libri possono essere letti separatamente. Certo. Sono due libri assolutamente diversi, chi leggerà il secondo leggendo il primo si ritroverà una evoluzione importante, ma potrà leggerlo anche singolarmente. Il secondo, Chi vuol vivere per sempre, il primo, ricordiamolo, è una specie di magia. Sì. Due titoli di grandissimo successo, tra l'altro, con sì, un'operazione anche commerciale insieme al quotidiano La Sicilia che ha permesso anche una divulgazione ancora più massiccia. Sì, il 1° dicembre scorso, per la giornata internazionale contro l'AIDS, per una settimana una specie di magia è stato in distribuzione con il nostro quotidiano La Sicilia, riscuotendo un grandissimo successo, che poi replica il successo di quando una specie di magia uscì nelle librerie, che è stata una grande soddisfazione per il sottoscritto e che ha dato anche l'opportunità di mettere su un cortometraggio, anch'esso fortunatissimo. Ecco, su questo io però voglio parlare, perché è stato un cortometraggio molto interessante con attori importantissimi che ha permesso, oltre che la divulgazione in sé per sé dell'opera letteraria, anche di un progetto importante legato al mondo dell'HIV. Sì, abbiamo promosso la prevenzione contro l'HIV attraverso questo strumento cinematografico che in un primo momento sembrava una cosa, diciamo così, un progetto bello ma poco ambizioso. In realtà poi, quando sono arrivate i primi consensi, no? Abbiamo vinto a New York, abbiamo vinto a Hollywood, abbiamo vinto a Londra, a Parigi, abbiamo vinto persino il premio Troisi. A quel punto ci siamo resi conto di aver fatto qualcosa di veramente interessante e che i giovani nelle scuole italiane, quelle scuole che hanno avuto l'opportunità di vederlo, hanno gradito tantissimo. Questo ci fa pensare che magari nel nuovo Chi vuol vivere per sempre può esserci anche un progetto cinematografico? Guarda, ti rivelo che ho già scritto la sceneggiatura. Ah, bene. Adesso stiamo cercando. Ti sei portato avanti col lavoro. Sì, stiamo cercando il produttore, però vorremmo farne un film da cinema stavolta, un film più completo. Più completo, esatto. È vero, è vero. Beh, diciamo... Ricordiamo che nel cortometraggio non c'erano attori da poco, perché c'era Alessandro Haber, Stella Egitto, Mario Pinato, che ha lavorato anche insieme ad Al Pacino nel film The House of Gucci. Sì. Insomma, gente veramente brava, che ha dato un contributo importantissimo. Beh, è chiaro che anche il percorso cinematografico allarga un pochettino anche la visibilità del progetto. Sì, non c'è dubbio, il cinema aiuta, il cinema entra nelle case molto più semplicemente di un libro. Regalate un libro ai vostri figli. Bravo. E induceteli a leggere, perché è molto importante l'ascolto e la lettura.
La lettura fondamentale, soprattutto come dici bene, per i giovani. È anche vero che dietro questa preparazione tua e questo sviluppo di questa seconda opera sta continuando un tuo progetto legato al mondo egizio, no? Che è anche una tua grande passione, e come giornalista e come scrittore so che non abbandoni mai quel gancio che ti dà sempre emozione. L'Egitto è una mia vita parallela, tu lo sai. Ho talmente tanti progetti pronti, Ettore, che potrei citare l'opera lirica Tutankhamon scritta insieme al maestro Lino Zimbone, e soprattutto sarà di scena prossimamente, tra l'altro. Sì, il 1° febbraio al Cairo, e scritta soprattutto grazie al soggetto del professore Zahi Hawass, che è il più grande egittologo del pianeta. È vero. Ma poi sto scrivendo altre cose. Ho già scritto l'Isiade, che è una tragedia egizia che vorrei mettere in scena. Ci sono tante cose. E poi ho pronto anche il romanzo da pubblicare appena decido, però è già pronto, già l'ho scritto, un romanzo su Cleopatra. In tanti hanno scritto su Cleopatra. È vero, anche troppi. Esatto, però in questo romanzo c'è un punto di differenza molto importante, i lettori lo apprezzeranno. Io voglio anche sottolineare la parola Io e Freddie. Per Freddie intendiamo la figura storica del musicista Freddie Mercury. Che legame ti ha portato a coinvolgerlo anche in questo progetto letterario? Guarda, scanso di equivoci, io quando Freddie Mercury era in vita e aveva successo, ho vissuto quei tempi, ma non ero un fan di Freddie Mercury. Ascoltavo i Pink Floyd, ascoltavo i Dire Straits. Questa è onestà. Sì, non ero un fan, per me era troppo commerciale, diciamo così. Sì. E quindi l'ho un pochettino trascurato. Poi a distanza di 30 anni, quando uscì fuori Bohemian Rhapsody, diciamo che è stato un pugno nello stomaco, perché, come dire, quel film mi ha detto: ma cavolo, tu l'hai vissuto, come te lo sei potuto perdere? E io non ti nascondo, me lo sono perso. Ho approfittato di questa figura straordinaria per inserirlo all'interno di questa storia, perché era il testimonial ideale contro l'HIV, per la prevenzione contro l'HIV. Infatti nel film Io e Freddie questa figura, diciamo, mistica viene vicino anche a quella che è la figura del protagonista. Certo, diventa la coscienza del protagonista, praticamente un fantasma, che certo, segue il protagonista e lo accompagna per la manina fino alla resilienza. Tutto questo in una specie di magia nel primo libro. Nel secondo, che è il titolo Chi vuol vivere per sempre, ci riporta anche questo a Freddie Mercury, no? Who Wants to Live Forever. Certo. Ci sono chiaramente dei riferimenti, perché poi il protagonista Andrea è sempre lui, aveva vissuto nel primo libro quella storia, e ogni tanto il lettore si accorgerà che ci sono dei riferimenti. Cioè, insomma, Freddie Mercury, una volta conosciuto bene nel tuo animo, non lo hai più abbandonato. Mai dimenticato. È vero. Allora, in conclusione, Chi vuol vivere per sempre, Io e Freddie, Algra Editore, un editore giovane che crede molto in questa scrittura così facile, nel senso che usufruibile anche per un lettore che non legge con continuità i libri, perché piace, coinvolge, e soprattutto perché si continua a parlare di un grande problema che è l'HIV, ma anche il voler sempre mettersi in gioco, come nel caso la tua figura, che continua ancora a proporre nuovi progetti, perché anche per il 2026, come si vede dal nostro titolone qua nel video wall, ci porterà magari, come hai detto bene tu, ad un nuovo progetto sia cinematografico, credo, e anche letterario. Vediamo, andiamoci piano, perché ci vuole anche il tempo per fare le cose. È vero, io non dormo la notte, dormo 2-3 ore per notte, perché lavoro sempre. Ma gli scrittori dormono pochissimo. È un problema, le ho provate tutte, tisana, ashwagandha, di tutto. Perché quando il cervello elabora... Niente. La notte sono costretto a produrre, E quindi vedremo adesso, magari parlerò anche col mio editore, faremo le cose per gradi e speriamo di fare delle cose gradevoli. Allora Francesco, un in bocca al lupo per questo straordinario nuovo progetto letterario. Cosa ti aspetti dal 2026? Mi aspetto di dormire di più.
Auguro a tutti ovviamente un 2026 straordinario, a tutti i tuoi ascoltatori, a tutti i tuoi spettatori e soprattutto a te, Ettore, che sei una persona, tu parli per gli altri, ma anche tu non dormi poco. Vero, è vero. Grazie a Francesco Santocono, oggi qui in questa giornata particolare per la presentazione della sua ultima opera letteraria, Chi vuol vivere per sempre, Io e Freddy.